La polemica sulle coltivazioni OGM, l'agricoltore friulano Giorgio Fidenato insiste sulla sua posizione a favore degli OGM, ma a seminare mais e grano OGM non è solo Fidenato. Andrea Romoli. Dopo la denuncia della task force No OGM, che ha chiesto alla regione controlli a tappeto per accertare se vi siano altri coltivatori friulani che impieghino clandestinamente sementi geneticamente modificate, continua a tener banco il dibattito sull'effettiva pericolosità di queste rivoluzionarie specie vegetali. Dagli esiti di uno studio presentato oggi proprio da militanti di No OGM parrebbe che questa pericolosità ci sia, ma c'è anche chi contesta in toto questa tesi e combatte la sua battaglia per poter continuare a servirsi di sementi di produzione industriale. Primo su tutti Giorgio Fidenato, che trascorre ormai le giornate nel suo campo di Colloredo di Montalbano per proteggerlo dalle azioni vandaliche dei No Global. Ma c'è anche chi manifesta in maniera positiva la volontà di difendere le produzioni tradizionali di qualità. Ad esempio i soci del forno rurale di Remanzacco, società cooperativa attiva dal 1885, che ha inaugurato oggi la nuova sede del suo laboratorio. Uno degli obiettivi principali che si pone la società forno rurale con l'apertura di questo nuovo laboratorio sarà quella di creare dall'inizio alla fine una filiera completa del grano friulano che si trasforma nel prodotto tipico di pane friulano. Il nuovo forno rurale sorge su un'area di 800 metri quadrati nella zona artigianale di Remanzacco ed è costato un investimento di 900.000 euro che permetterà però di aumentare la produzione giornaliera da 8 a 25 quintali di pane.